Perché ritornare nuovamente a Rovigo e più in particolare a Palazzo Roncale? Perché Palazzo Roncale, luogo di esposizioni, luogo di mostre, già raccontato da noi nelle nostre ciacole, sta nuovamente ospitando una figura di spicco polesano. Gianantonio Cibotto, il gusto del racconto. Infatti è la mostra che dal 5 dicembre fino al 28 giugno 2026 è e sarà presente a Palazzo Roncale qui a Rovigo. Non è una solita mostra, innanzitutto è da dire che è una mostra allestita in occasione del centenario della nascita di questo autorevole autore polesano. È una mostra che racconta i suoi trascorsi, le sue diverse vite, dalle esperienze della Roma felliniana fino alla sua partecipazione a prestigiosi premi letterari quali il Campiello. La mostra è particolare e vale la pena essere vista in quanto è pensata e raccontata dall'autore stesso. L'autore stesso, in una sorta di viaggio con il mitico treno che percorreva lui solitamente Rovigo-Chioggia, racconta, grazie a brani, grazie a testimonianze, grazie a racconti di questo docufilm, spezzoni della sua vita. Insomma, una mostra particolare fatta non solamente di libri e di foto, ma una mostra raccontata dall'autore stesso. Palazzo Roncale quindi ci aspetta per il gusto del racconto, dedicato a Gianantonio Cibotto.